Buonasera, buonasera cari telespettatori e telespettatrici, grazie come sempre per aver scelto l'informazione di Tele Friuli e ovviamente ancora vi rinnovo gli auguri di una buona Pasqua. Un telegiornale purtroppo ricco di cronaca nera, doppio intervento ad Ampezzo per soccorrere due deltaplanisti, padre e figlio, entrambi precipitati a terra dopo aver toccato in volo alcuni cavi elettrici. Uno è caduto nel greto di un torrente, il secondo in un campo poco distante. L'allarme è scattato alle 14, sul posto sono stati inviati le squadre, le vigili del fuoco di Tolmezzo, i sanitari del 118, giunti anche con l'elisoccorso regionale. Una volta ricevute le prime cure ad essere stati liberati dagli attrezzi sportivi, i due infortunati sono stati trasportati, uno con l'elicottero e l'altro con l'ambulanza, rispettivamente negli ospedali di Udine e di Tolmezzo. Stefano Strizzolo ha perso la vita a Vito d'Asio in sella alla sua moto, una passione ereditata dal papà. Il 28enne di Castions di Strada era un ragazzo solare, amato da tutti e sempre con il sorriso. A ricordarlo la sorella Elena e il primo cittadino Ivan Petrucco. Per la comunità di Castions di Strada è la terza vittima negli ultimi 4 mesi. Il dolore per la perdita di Stefano Strizzolo è fortissimo, a dirlo il sindaco di Cassions di Strada, Ivan Petrucco, che lo ricorda come un ragazzo solare, pieno di vita, molto educato e sempre con il sorriso. Stefano ha perso la vita ieri, a soli 28 anni, nel terribile incidente in sella alla sua Ducati ad Anduins di Vito d'Asio. Nell'urto il ragazzo ha subito un violento trauma, le sue condizioni sono apparse subito gravi, è stato ritrasportato all'ospedale di Udine dove si è spento poco dopo. Ed è la terza tragedia che ha colpito la comunità di Castions di Strada. Stefano è il terzo giovane del paese mancato quest'anno. Il 15 gennaio ha perso la vita in un incidente in moto Federico Codarini, 16 anni, mentre il 21 gennaio Lorenzo Perelli, 18 anni, morto in un infortunio sul lavoro alla Burimec. Ma a ricordarlo nel dolore anche la sorella Elena Strizzolo. Mio fratello era una persona dal cuore immenso e animo gentile, amato da molte persone, ricco di amici. Anche nel suo lavoro era un leader, ma la sua grande passione era la moto. Una passione ereditata da papà Arnaldo, ma con mamma Monica aveva un rapporto più stretto. La nostra, dice Elena, è una famiglia unitissima. Era un periodo bellissimo della nostra vita e Stefano era felicissimo. Aveva tanti progetti e solo 28 anni. Siamo devastati. Era il mio unico fratello. Gli volevo un bene dell'anima e sarà per sempre nei nostri cuori. Auto fuori strada sulla Pontevana all'altezza di Basigliano, ferito l'automobilista, soccorso dai vigili del fuoco e dai sanitari del 118. Il sinistro è avvenuto poco dopo le 2 di questa notte. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del comando di Udine con una squadra della sede centrale, la squadra del distaccamento di Codroipo sulla statale 13 a Basigliano. 2 veicoli e un capannone in fiamme nella notte ad Azzano Decimo. L'allarme è scattato alle 23:30 all'interno di un capannone privato dove si trovano posteggiati una vettura e un furgone. Entrambi i mezzi sono stati coinvolti dal rogo che si è esteso danneggiando anche il deposito. Vedete sul posto in azione i vigili del fuoco del centrale di Pordenone e di San Vito al Tagliamento. Il funzionario della Questura di Udine e dirigente della divisione Polizia Amministrativa Giovanni Belmonte, dopo essere stato riammesso in servizio da qualche giorno, ricopre la stessa funzione alla Questura di Treviso. Il funzionario è finito al centro di un'indagine di conseguenza ai domiciliari. Il quadro accusatorio poi è radicalmente cambiato dopo che era emerso uno scambio di persona. Il PM aveva chiesto i domiciliari e poi lo stesso magistrato ne ha chiesto la revoca. Una speranza che teniamo viva è che dalla guerra si passi al dialogo diplomatico e che porti a cessare il fuoco. Questo è il messaggio che l'arcivescovo di Udine, Monsignor Mozzoccato, ha pronunciato in cattedrale a Udine in occasione della messa di Pasqua. Una speranza che teniamo vivi e che Papa Francesco con chiarezza sta auspicando dall'inizio della guerra è che dalla guerra si passi al dialogo diplomatico che porti a cessare il fuoco, come si dice, e faccia giungere comunque a un compromesso che faccia cessare la guerra. Certo, questo lo speriamo, penso ogni volta che guardiamo il telegiornale e preghiamo anche. Ce l'hanno chiesto anche i vescovi cattolici ucraini, che quella supplica alla Madonna è stata chiesta da loro al Papa.
Il bollettino regionale sull'andamento della pandemia riporta 712 nuovi casi di infezione da coronavirus. Diminuisce anche il numero dei tamponi analizzati, che sono 6.445 con un tasso di positività dell'11%. Aumenta da 2 a 3 il numero di persone in terapie intensive. Si registra il decesso in ospedale di una donna di 91 anni. Vedete la tabella che vi mostra i numeri odierni. Voltiamo decisamente argomento, voltiamo pagina. Il gioco del trucco è tornato ad animare le piazze e i borghi di Cividale, il servizio di Paussa. Un nuovo decorato viene lasciato andare attraverso una tegola rovesciata verso il fondo dell'arena di gioco, con l'obiettivo di colpire le altre uova che vi giacciono sul fondo. A Cividale il gioco del trucco è un vero e proprio rito nelle giornate di Pasqua e Pasquetta, mai così attese come quest'anno dopo che il Covid aveva cancellato gli appuntamenti degli ultimi 2 anni. Grazie alla collaborazione con il Comune di Cividale e ai borghi siamo riusciti a ripresentarlo non solo qui, che è quello tradizionale fatto con i sassi del Natisone, ma anche in altre piazze della città, quindi in Borgo San Pietro, in piazza Paolo Diacono, in Borgo di Ponte e a Rualis, oltre che a Gruppignano, dove il gruppo Amis di Gruppignan anche lì realizza un trucco con i sassi. C'era la voglia di far tornare a giocare i bambini e ci stupiamo. Come ogni anno passano delle ore, a differenza del tempo che di solito passano magari davanti al computer o al telefonino. E il bello di questo gioco è anche decorare le uova il giorno prima. Esattamente, preparare le uova per giocare e colorarle con le erbe, quindi con le foglie della cipolla piuttosto che con i fiori di tarassaco, oppure semplicemente personalizzarli con i pennarelli e con i colori sgargianti per riconoscerlo all'interno del catino. E spostiamoci a Udine per l'apertura straordinaria dei musei del capoluogo friulano il giorno di Pasquetta, con tanti eventi al castello e al museo etnografico. Assessore, quinta edizione di Musica e Musei. Di fatto la città di Udine si apre a Pasquetta, apre le porte dei propri musei. Sì, abbiamo appena concluso la grande mostra in Casa Cavazzini, però noi vogliamo far conoscere ai nostri concittadini e anche ai turisti che verranno ovviamente in città il ricco patrimonio custodito nelle nostre sedi museali. Lunedì saranno tutti aperti dalle 10 alle 18, non solo si potranno visitare i musei, ma in castello e al museo etnografico ci saranno anche dei momenti di intrattenimento musicale di vario tipo, ci sarà musica più antica, musica contemporanea, ci sarà jazz, ci sarà qualcosa anche di più leggero. E in più vogliamo fare un piccolo regalo ai nostri ospiti dando il biglietto gratuito, quindi si potrà passare una Pasquetta un po' originale, io direi. Si potrà salire sul Colle del Castello, si potrà raggiungere il museo etnografico che si trova in via Graziano, in un bel palazzo, Palazzo Giacomelli, e lì scoprire tante belle cose. Ci sono quadri, ci sono i reperti archeologici, c'è la storia del Risorgimento in castello, c'è una bella mostra di fotografia al Museo della Fotografia, c'è una bella mostra sui pellegrinaggi religiosi nell'ambito del progetto Interreg Italia-Austria dal titolo Look Up in Palazzo Giacomelli al Museo Etnografico. Si sentirà bella musica e non si spenderà niente, ecco, questo è quello che... Quindi il mio invito così, con un particolare augurio a tutti gli ascoltatori, è quello di farci visita, apriremo le porte e saremo ben felici di accogliere tutti. E andiamo a Grado, dove il sole primaverile ha richiamato turisti austriaci e tedeschi. Gli alberghi dell'isola per questo periodo di festività pasquali sono sold out. Negli alberghi di Grado è sold out per tutto il periodo delle festività pasquali, un buon auspicio per la stagione turistica che sarà inaugurato ufficialmente il 1° maggio. I numeri che ci stanno arrivando sono numeri di prima fascia, di prim'ordine, abbiamo già sold out per quanto riguarda le fasce centrali, insomma stiamo viaggiando col vento in poppa nonostante il periodo. Il bello è che è dimostrazione che anche un'azienda pubblica, se condotta in una certa maniera, può essere un'azienda efficiente. Piccola soddisfazione oggi che i bar della GIT sono aperti in maniera, sono strapieni, mentre magari c'è anche il privato che è ancora chiuso. Allora diciamo che non sempre il binomio pubblico uguale inefficiente è vero e reale. I numeri di quest'anno sono buoni, comunque non dimentichiamo che c'è anche una componente fortuna che è importante, nel senso lo scorso anno nonostante Covid abbiamo avuto
un'estate di sole piena. Allora il primo augurio da fare in ogni caso è un buon sole a tutti. Il pizzaiolo Massimo Rossetto continua a stupire. La guida Peperoncino Rosso gli ha attribuito la seconda stella. I suoi impasti speciali tra menta, ortica e zenzero hanno conquistato la giuria. E due, dopo aver ottenuto il titolo di pizzaiolo stellato nel 2021, Massimo Rossetto, 51 anni, nativo delle Forcate di Fontanafredda, ha conquistato la seconda stella. Il premio gli è stato attribuito dalla guida Peperoncino Rosso. Pizzaiolo dal 2021 al ristorante Forchiti Fontanafredda, è stata premiata la sua creatività. I suoi impasti speciali hanno conquistato la giuria. Pasti comunque fatti a mano con materie prime, ad esempio l'ortica. Ultimamente sto iniziando a fare caffè menta, caffè zenzero, sono prodotti che nessuno per il momento fa. E nel 2016 io e la mia compagna abbiamo aperto una pizzeria a Malnisio, che poi abbiamo dovuto chiudere per le restrizioni Covid e ora hanno creduto in me qui al Forchit e sono molto fiero di essere qui e col il riconoscimento della seconda stella che porta ancora più valore aggiunto. Io volevo sempre essere un po' diverso dagli altri, anche quando ho iniziato nell'84 io facevo la pizza non rotonda ma la facevo ovale, avevo il piatto ovale, poi sono arrivati a fare anche quello e io ho iniziato a fare degli impasti alternativi. Conquistare la terza stella, Rossetto un pensiero l'ha già fatto. L'obiettivo sarebbe quello e speriamo di arrivarci, nel senso che sarà un po' più duretta, però l'obiettivo è quello, ecco. E la pagina sportiva con il Pordenone che se non batte il Benevento sarà già condannato alla retrocessione. Domani test importante per la squadra di mister Tedino che alla vigilia dice servirà una partita con il cuore in mano e con carattere. Ognuno di noi ha bisogno di portare delle motivazioni. Io a fare più punti, faccio un esempio, Butic che deve fare un paio di gol, dei ragazzi che hanno giocato di meno trovare lo spazio necessario. Tutti noi dobbiamo avere un obiettivo, una motivazione. Abbiamo sempre dimostrato, quasi sempre dimostrato di avere comunque la testa sulle spalle, facendo molti errori, però avendo almeno la dignità di restare in piedi ad ogni difficoltà. Al 90% le prestazioni ci sono sempre state, però non è bastato, quindi vuol dire che qualcuno di noi, a partire da me, ha tralasciato qualche particolare, qualche dettaglio, e non siamo riusciti a compiere un'impresa che comunque sulle prestazioni sembrava possibile. Bene, con le dichiarazioni di Tedino, mister Tedino, si conclude l'edizione serale del nostro telegiornale regionale. Un saluto al nostro regista Simone Caramaschi e a voi ovviamente vi rinnovo gli auguri di buona Pasqua e ovviamente in vista del lunedì dell'Angelo, buona Pasquetta, buona serata ovviamente con i programmi di Telefriuli, 2 volte numero 1, ovvero sia Canale 11, arrivederci.